Nuovo prezioso ritrovamento a Segesta, seppellito per secoli da pochi centimetri di terra dalla vegetazione, nell'area dell'Acropoli Sud è tornato alla luce un altare presumibilmente di epoca ellenistica composto da due raffinati elementi lapidei scolpiti. Questo eccezionale reperto rinvenuto conferma l'inestimabile valore storico e artistico che i siti archeologici rappresentano per il nostro territorio, quando afferma il presidente della regione Renato Schifani, testimonianza di un passato glorioso ancora da scoprire e interpretare. Migliorare la funzione di questi luoghi significa permettere a turisti e visitatori di vivere esperienze culturali immersive e di godere di un patrimonio unico. La scoperta è avvenuta nei pressi dell'edificio denominato Casa del Navarca, in una zona finora poco esplorata nell'ambito del progetto di manutenzione e fruizione dei fronti di scavo, proprio mentre alcuni operai ripulivano il terreno da sterpaglie e vegetazione spontanea. Entrambi i reperti sono a forma di tronco piramidale, in perfetto stato di conservazione, e dovrebbero costituire un altare per il culto familiare, un supporto per una scultura o un elemento di finitura. L'altare era stato pensato per essere adagiato alla muratura e presenta nella parte mediana posteriore un alloggiamento per un gancio metallico. Leggendo l'opera in senso verticale, appare un solido basamento con modanature e piccoli ovuli che ricordano delle perline. Al centro un fessone in altorilievo con gessi dai quali traboccano fiori e frutta. La parte superiore ricorda la partizione delle trabeazioni degli antichi templi e si chiude con delle volute di gusto ionico che ne delimitano i bordi di un mattone in terracotta posto in orizzontale. Probabilmente serviva a sigillare lo spazio destinato a reliquie di eroi e di antenati. Il secondo elemento riporta una superficie scalpellata per favorire l'adesione dell'intonaco che copriva almeno 3 lati. Un piccolo brano piuttosto spesso è ancora visibile nella parte alta. Anche in questo blocco troviamo una cornice modanata e un pianto orizzontale. Studi più approfonditi e analisi di laboratorio potrebbero restituire altri preziosi dati e permettere così maggiori indicazioni sullo sviluppo artistico di una comunità ricca che non aveva dimenticato la grandezza delle opere della madre patria, ma aveva trovato il sistema di conciliare la natura e l'artificio.